Ecco, oggi a compimento dell'anno formativo gli studenti si laureano in un momento anche di grandissima difficoltà, però si è arrivati alla meta. Professore. Sì, ci siamo riusciti, era un momento che abbiamo preparato con grande attenzione, ma che questi studenti assolutamente meritano, perché si concludono, come lei diceva, il ciclo di studi in architettura quinquennale, un corso di studi che ormai è, come abbiamo detto, in chiusura qui ad Agrigento, e quindi oggi è un giorno importante per loro, ma un giorno importante anche per gli studi di architettura ad Agrigento. È importante dire che questo corso di studi quinquennale che ormai si chiude, ma i cui frutti ancora sono sotto gli occhi di tutti, perché ci sono oggi delle tesi veramente molto interessanti. Ecco, si chiude questo corso, ma è nato già un corso di studi in architettura e progetto del costruito triennale, ma che è ad accesso libero, e questo è molto importante sottolinearlo, per cui secondo me non solo gli studenti del territorio, ma anche tanti altri studenti provenienti da tutta Italia, noi prevediamo, possono iscriversi qui, sia perché le tematiche riguardanti l'architettura e l'archeologia, l'architettura e l'ambiente urbano e questo grande paesaggio, questo meraviglioso paesaggio che Agrigento offre, si possono approfondire in maniera adeguata, ma anche perché intendiamo incardinare qui un corso di studi di elite che faccia centro ad Agrigento, ma che in realtà guardi al Mediterraneo, quindi a tutte le università del Mediterraneo e a un ambiente che è quello tipico del Mediterraneo, che ha bisogno di essere adeguatamente studiato. Quindi Agrigento, con questo nuovo corso di studi, di cui mi onoro di essere il nuovo coordinatore, ambisce proprio a questa grande centralità universitaria e di architettura.